Tornano nella Marca con il Beato nel cuore 1000 i trevigiani che nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma hanno partecipato alla solenne celebrazione con cui è stato elevato agli altari Giuseppe Toniolo, nato a Treviso e sepolto a Pieve di Soligo. Nel reportage della Tenda TV di Vittorio Veneto l'annuncio del cardinale Salvatore De Giorgi. Con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio Giuseppe Toniolo d'ora in poi sia chiamato beato e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto. Una figura di estrema attualità, quella dello studioso che intuì il primato dell'etica sull'economia, tanto più in questo momento di crisi. Quanta fatica oggi facciamo come cristiani, come cattolici, ad avere delle proposte serie e impegnative e costruttive per la nostra cultura e la nostra società. In questo senso Toniolo ci è di esempio e di sprone. Commossi i pellegrini delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto. Un'emozione sicuramente molto grande. Tanta che non ho mai proprio ricevuto tanta così. Un'esperienza meravigliosa. Ci fa capire che possiamo diventare santi anche nella quotidianità e mettere il Signore al primo posto. Ci siamo sentiti in comunione con il Papa e con tutta la Chiesa. Ed il Beato Toniolo per tutti ora merita anche la canonizzazione. Ho approfittato e ho chiesto una grazia a questo santo beato. Speriamo adesso che faccia qualche altro miracolo, che tocchi il cuore di tanta gente in modo che lo faranno presto santo.